Questa è la posizione dell'assessore agli affari generali Filippo Spano sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle critiche arrivate da più parti sui ritardi nell'implementazione dell'iniziativa. Per quanto riguarda i tempi, l'abbiamo detto più volte, noi abbiamo fatto un piano dei progetti che, arrivati a questo punto, sono tutti anche passati sotto il vaglio dei vari responsabili di misura, cioè di coloro che poi devono dare le varie autorizzazioni relative all'attuazione. E quindi i tempi sono stati necessariamente i tempi di una progettazione fatta dal basso, che è stata costruita e che adesso è pronta. Oggi chiudiamo gli ultimi progetti per le risorse che avevamo stabilito. Per quanto riguarda la distribuzione vera e propria delle risorse, ricordo a tutti che una parte delle risorse sono già passate e riguardano quelle delle scuole. Altre parti di risorse che devono passeranno in questi mesi. Effettivamente c'è stato questo ritardo, io ho sollecitato anche all'interno dell'amministrazione, sto sollecitando perché i passaggi burocratici amministrativi vengano conclusi, però ricordo anche che è necessario per l'effettivo passaggio dei soldi dai responsabili di misura ai soggetti attuatori che siano completati anche i processi proprio di carattere procedurale e programmatico delle singole misure. Penso alle misure sul turismo, penso alle misure che riguardano il POFES, il sistema museale, eccetera. C'è, è vero, qualche ritardo sul passaggio delle risorse, ma una volta risolti tutti i problemi burocratici, questo non sarà un problema, cioè le risorse passeranno in tempi brevi.